Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Il tema della presentazione sono le pietre di Venezia, che sono statue, rilievi, colonne di età romana, bizantina, ma vedremo anche che non manca anche qualche scultura greca, che sono, diciamo, tra le caratteristiche particolari del paesaggio monumentale veneziano. Quelle più importanti naturalmente sono concentrate nell'area marciana, quelle però come vedremo ci sono anche tutta una serie di documenti in aree molto più, come dire, più periferiche. Beh, i pezzi, alcuni li conoscete di sicuro, sono come dire delle icone vere e proprie della città, come i tetrarchi che vedete a sinistra, di cui vi dico subito non parleremo. Altre invece hanno diciamo, un'origine antica un po' più, come dire, camuffata, travestita, come la statua che vedete al centro. Chi passa oggi per il campo San Polo forse non si rende conto che quello in realtà è un asclepio, a cui è stata aggiunta nel 400 la testa da parte di uno scultore della cerchia donatelliana. E poi naturalmente ci sono la congerie, l'infinità delle colonne, delle lastre di rivestimento, che sono, come dire, delle forme senza tempo, per cui non sono riconoscibili, ma sono marmi antichi. Sono dei pezzi che sono stati riutilizzati per creare degli oggetti, diciamo, che hanno una valenza architettonica diversa da quella di origine. Quando parliamo di reimpieghi, gli archeologi amano usare il termine spolium, spolia, plurale, per dire qualcosa che è stato tolto dal contesto originario e messo invece in un contesto nuovo. Porto l'esempio di un reimpiego che definirei utilitaristico, che è quello che vedete a destra, una patera che si trova all'Acadoro della prima metà si sente poco? Della prima metà del 200, che dimostra nella parte retrostante la sua vera natura. Questa era una statua di un personaggio con un mantello, con questa grossa fibula, che è stata riscolpita in maniera, diciamo, radicale. Per me Venezia, dopo Roma, è la città in Italia che ha il più alto tasso di antichità, con la differenza stupefacente che non ha un passato romano. Per cui questo significa che i meccanismi, diciamo, i meccanismi di recezione, di importazione, di riuso dell'antico sono naturalmente radicalmente diversi. Questo è uno dei punti che toccheremo su quella che è l'occasione per parlare di questo argomento, che è un libro che è appena uscito e esiste, per cui eccolo qua, anche se in realtà questa è una sorta di copia campione e verrà pubblicato nel giro di qualche settimana. Un libro che è il frutto della collaborazione fra un progetto PNRR di Ca' Foscari e l'Istituto a più mani, Lorenzo Lazzarini, che conoscete tutti, Miriam Pilutti-Namer, che devo dire che è stata l'anima di questa iniziativa, e il sottoscritto. Ho messo a fianco anche l'indice per darvi un'idea dei punti, diciamo, che vengono toccati. Sono due sezioni principali, la prima dedicata in generale agli spolia, appunto ai reimpieghi, e la seconda invece focalizzata su quella che è, inutile dirlo, il punto focale, diciamo, del reimpiego veneziano. Il libro ha una ricchezza tale che non mi azzardo neppure a farne un breve riassunto, però ci consente di dare un'occhiata da vicino a quelli che sono appunto i meccanismi di cui parlavo prima, e ho pensato di organizzare questo tempo, che è breve naturalmente di fronte alla congerie, alla massa di documentazione, in tre punti fondamentali. La prima è un monumento notissimo, le due colonne del Molo, che si trovano appunto nella cosiddetta piazzetta
a San Marco. Il secondo è un impiego privato, forse meno noto, Palazzo del Cammello a Canareggio, che è interessante perché mostra, come dire, la risposta dei privati ai programmi trionfali che invece si trovano nel centro del potere. E poi un terzo argomento che riguarderà e interesserà senz'altro gli storici dell'arte, gli storici dell'architettura, cioè il reimpiego all'interno di chiese gotiche di materiale bizantino. Notoriamente le chiese gotiche sono, come dire, delle fabbriche, direi, refrattarie all'inserzione, contrariamente al romanico, di elementi estranei, ma a Venezia invece succede anche questo, in particolare nella chiesa di San Giovanni e Paolo, dove vedremo che ci sono dei pezzi che sono particolarmente importanti. E poi però una parte finale su una serie di domande che in qualche maniera contestualizzano storicamente il fenomeno. Ne ho segnate alcune. Quali erano le principali fonti di approvvigionamento di materiale, come era organizzato il trasporto, che tipo di informazioni si scambiavano il governo centrale, i capitani delle navi che provvedevano al trasporto. C'erano a Venezia forme di commercio di marmi antichi, in particolare materiale da costruzioni come colonne e capitelli, e le fonti, a proposito, sono rarissime. Ci sono veramente, per quello che ne so, pochissime fonti che parlano esplicitamente di trasporti, però ce n'è una in particolare dell'inizio del 300 che prenderemo in considerazione alla fine e che ci consente di dare un'occhiata, diciamo, a questi meccanismi. Visto che negli ultimi tempi si è parlato spesso di terza colonna, vediamo invece quelle che sono rimaste in piedi, le due colonne che si trovano sul molo, che fanno parte in realtà di un progetto unitario. Si tende un po' a vederle indipendentemente, ma fanno parte di diciamo, di un'iniziativa monumentale che ha tra l'altro comportato, vediamo, sì, ha comportato un intervento di grande rilevanza nella diciamo, disposizione, nella monumentalizzazione della piazza San Marco, cioè l'estensione del molo di circa una trentina di metri verso sud. Non entro all'interno del problema della cronologia di questo intervento, su cui poi vari studiosi hanno idee diverse, ma possiamo dire che nel corso del 200 le due colonne erano già in situ. La doppia colonna con delle statue sopra, contrariamente a quanti molti credono, non è un'invenzione veneziana. Si può fare anche con questo, però, sì. Non è un'invenzione veneziana, ma degli illustri precedenti. Precedenti di età romana, come quello che vedete a destra, a Brindisi, dove nei pressi dell'arrivo della Via Appia sul mare, in età severiana, cioè alla fine del secondo secolo d.C., è stato eretto un doppio monumento che aveva la colonna, una delle due colonne è crollata nel 1500, non mi ricordo, 28, ma era un doppio monumento con due colonne che segnavano una sorta di porta da mare, che è esattamente quello che i veneziani intendevano fare, cioè monumentalizzare l'arrivo dal mare direttamente nel centro del potere. Questa potrebbe essere uno dei modelli, ed è stato proposto più volte, anche perché Brindisi, diciamo, si trova nelle rotte dei veneziani, ma è più facile, secondo altri, che il modello sia ben altro, cioè Costantinopoli, che come punto di riferimento della cultura anche architettonica veneziana aveva soprattutto in prossimità della chiesa di Hagia Sofia una serie di colonne doppie con statue onorarie, e un'altra doppia colonna piuttosto famosa si trovava nel Bosforo, in corrispondenza dell'attuale quartiere di Beşiktaş. Comunque diciamo che si tratta di una tradizione nobile che forse anche dei precedenti ellenistici, e che viene, come dire, messa in opera con una serie, devo dire, molto eterogenea di monumenti. Inizio
a parlare del leone, che come sapete è molto di moda in questi ultimi tempi, il leone di San Marco, su cui le notizie delle fonti sono molto scarse. Ce n'è una della fine del 200 che dice che era bisognoso di restauri. Se era bisognoso di restauri alla fine del 200 vuol dire che era diciamo, da un certo periodo, ma alcuni sostengono addirittura che era precedente all'arrivo dei primi pezzi della Quarta Crociata, cioè del 1204, perché un pezzo di queste dimensioni non sarebbe passato inosservato. Trovo veramente questa ipotesi basata su un argomento a silenzio un poco affidabile. Ho messo però a sinistra in alto quella foto che vi fa rendere conto anche delle dimensioni di questo oggetto, perché noi lo vediamo in alto nella colonna un po' senza punti di riferimento, ma è un bronzo lungo 4,40 m, cioè di dimensioni veramente enormi. E il corteo che vedete in alto è quello che riporta il leone dopo una serie di interventi di restauro e di analisi che sono stati fatti a partire del 1985, per cui hanno fatto un corteo acqueo che l'ha riportato al suo posto. Il risultato di queste analisi le vedete in basso a sinistra. Si è appurato che il leone è frutto di una serie di interventi, 5, che vanno dall'epoca, diciamo, da un'epoca molto vicina alla sua creazione fino praticamente all'Ottocento. Ipotesi vecchie e nuove sul leone di San Marco, dalla Cilicia alla Cina. Nel 1991 Bianca Maria Scarfì propone un'ipotesi sottolineando, diciamo, la discrepanza che c'è tra il volto del leone, che è un volto con dei tratti marcatamente orientali, e invece il corpo, che è un corpo molto naturalistico, con le vene segnate. Sulla base di questa indicazione, sulla base anche della individuazione su monete di monumenti formati, come vedete in alto, da delle divinità che stavano in piedi su dei leoni, enormi statue cultuali in bronzo, identifica l'origine di questo manufatto nella Cilicia, cioè nelle estremità orientali del Mediterraneo, dove tra l'altro i veneziani andavano per avere, diciamo, perché c'era uno dei terminali della via della seta. Perché la Cilicia? Perché la Cilicia è un luogo, come dire, di contaminazione stilistica, dove ci sono degli influssi orientali, che sarebbero quelli che si esplicitano più che altro sul volto, e quelli invece sul corpo di ascendenza greca. Un'ipotesi, diciamo, che sì, è stata accettata, devo dire, anche da me, ma un po' in mancanza di altro, perché in effetti c'è un problema. Il leone è un unicum, non ha nessun confronto, diciamo, né dimensionale, per certi aspetti neanche stilistico, per cui l'inquadramento di questo bronzo è veramente problematico, tanto è vero che sono state proposte origini dalla Cina, ben prima di quello che si è proposto adesso, dall'India, dal mondo, diciamo, dal vicino Oriente, Hittita, anche dal Medioevo nostrano, per cui con un range cronologico che va quasi, diciamo, dalla protostoria fino al tardo Medioevo. Sì, ipotesi cinese, qua vado molto brevemente, anche perché è una cosa che è stata, diciamo, proposta in epoca molto recente, mi pare nel settembre di quest'anno, nel corso di un convegno dedicato a Marco Polo. È stata proposta da parte di un gruppo di studiosi dell'Università di Padova una interpretazione del leone che in realtà riprende interpretazioni precedenti, ma con una base scientifica, che è quella dell'analisi degli isotopi di piombo, che rimandavano a campioni provenienti dal bacino inferiore del fiume Azzurro. Qui si apre, devo dire, una serie di problemi sul fatto, naturalmente, che un conto è il bronzo, un conto è quello che col bronzo si fa, per cui il pezzo può anche provenire da lì, bisogna vedere dove è fatta la fattura. Anche in questo caso però mancanza come dire, di confronti iconografici, però gli autori hanno messo, diciamo, mi scuso per la foto, ma è un fermo immagine che ho preso da un video,
hanno posto come possibile confronto questa sorta di figura mostruosa, un guardiano delle tombe della dinastia Tang, che si data 609-907, per cui in un periodo in cui tra l'altro non esiste nessuna testimonianza di bronzi monumentali. Devo dire che la questione rimane aperta, però la scoperta è vero che presenta degli aspetti, diciamo, problematici, ma va assolutamente tenuta in conto. Il talento dei veneziani per gli assemblaggi di statue si esplicita anche in un'altra statua, cerco di andare il più rapidamente possibile, che è la statua del Todoro. Quella che voi vedete in cima alla colonna non è l'originale, perché è stato tolto nel 1947 e sostituito con una statua di calcare. Tra l'altro, seguendo nei giornali dell'epoca, la cosa ha causato parecchie polemiche, perché i veneziani volevano mantenere l'originale. L'originale è stato invece asportato, portato all'interno di Palazzo Ducale, dove si trova tuttora, ahimè, devo dire, perché lo hanno sacrificato, non so quale altro termine usare, sotto un portico a fianco, diciamo, della Scala dei Giganti, in una situazione che veramente, mi dispiace dirlo, indecente. Ho parlato qualche volta per vedere se era possibile portarlo all'interno del Palazzo Ducale in una diciamo, esposizione più consona, ma mi hanno detto che c'erano problemi di statica. Il Todoro è un santo, San Teodoro, un santo bizantino, un santo guerriero, corrispondente nell'iconografia anche a San Giorgio, e quando è stato trasportato, anche in questo caso si è diciamo, approfittato per fare delle analisi, questa volta di tipo stilistico. E si è appurato che è formato da tutta una serie di marmi di origine diversa, per cui il torso è un torso di età adrianea, rappresentante in corazza l'imperatore Adriano. Questo lo sappiamo perché ha una tipica iconografia con le colonne, con due vittorie che incoronano un trofeo, mentre invece la testa è stata in un primo momento, anche qua nuove e vecchie ipotesi, identificata con un sovrano ellenistico, cosa che si fa tuttora, perché ho visto un'interpretazione recente di un sovrano del secondo secolo a.C., senza tener conto di un fatto che mi pare importante, cioè che la testa ha una corona di quercia, che è questa che sto indicando, che è molto aggettante e che è assolutamente un attributo che non si trova mai nella iconografia, diciamo, ellenistica. Tra l'altro questa corona di quercia è una corona molto simile, estremamente simile a quelle che si trovano sulle statue dell'imperatore Costantino. Che cosa è successo? Un altro elemento da tenere presente, molto frequente in scultura, è la rilavorazione. La rilavorazione, a vedere così vi verrà un po' da ridere, pensando che quella figura efebica al centro deriva da una figura, diciamo, come quella di Costantino, piuttosto massiccia, dai tratti molto marcati. Ma se voi vedete, la corona di cui sto parlando è una corona molto aggettante, per cui evidentemente uno scultore di alto livello è riuscito a, diciamo, mantenendo la corona, ad abbassare il volto e a creare un volto che non ha niente a che fare con quello dell'originale. Lorenzo Lazzarini ha fatto le analisi isotopiche ed è risultato che il pezzo proviene di marmo docimeno, da Docimium in Turchia, nell'attuale Turchia, per cui potrebbe esserci una provenienza da Costantinopoli. C'è un altro fatto che ovviamente non è facilmente visibile, che, come potete vedere, la testa è segnata da tutta una serie di fori che sostenevano in origine delle aste
di bronzo dorato, che ovviamente sono una corona che assimila la figura in questione a Helios, Sole, cioè sono un'immagine del Sole. All'epoca di Costantino, Sol Invictus, Sol diventa la figura dominante. Ci sono tutta una serie di testimonianze, tra cui naturalmente questa moneta che ho messo, ma molte altre, che dimostrano appunto l'importanza della divinità di Sol, che tra l'altro sono un'importanza che risale già al secolo precedente, ma che mi pare che come dire, ci porta a credere che l'interpretazione sia esatta. Quando noi parliamo delle colonne parliamo molto spesso delle statue, perché sono quelle su cui si è discusso di più, però ci dimentichiamo di un fatto, che l'elemento fondamentale non sono le colonne, non sono le statue, sono i fusti di colonna alti 40 piedi in granito, che sono di due graniti, devo dire in parte anche di forma diversa, per cui vengono da contesti completamente diversi e che sono, per quello che riguarda il Todoro, un granito che proviene da Assuan, il granito rosso di Assuan, per cui dall'Egitto. Invece quello che vedete a sinistra in alto è la base della colonna di Marco, dove invece il granito è il granito detto della Troade. La Troade è quella regione del nord occidentale dell'odierna Turchia, dove c'erano in questo punto esattamente, c'erano queste famose cave. Ora, anche a proposito di questa colonna, sono state fatte moltissime ipotesi dicendo che viene da Costantinopoli per la vicinanza appunto della Troade con Costantinopoli. La realtà non è così. I romani avevano un sistema di organizzazione di commercio delle colonne di una tale capillarità che monumenti di qualsiasi tipo ne erano ovunque. Per cui il fatto che il marmo provenga da questa zona non vuol dire assolutamente niente, veniva preso e trasportato dove c'era diciamo, il committente che lo ordinava. Tra l'altro anche sulla dimensione delle colonne, le colonne di Venezia sono 40 piedi, che non è poco, sono 12 metri. Ci sono delle colonne più grandi, anche fino a 50 metri, ma la tendenza era quella di fare delle colonne, diciamo, con delle misure standard. I romani, quando facevano dei fusti monolitici, come è il caso di questo, facevano diciamo delle misure standard a cui l'architetto doveva adeguarsi. Arrivo a un punto che secondo me è interessante, che riguarda l'origine della colonna di Marco. Se voi vedete qua sotto, questa parte qua che sto indicando è un collarino che aggetta di circa una decina di centimetri, alto 25 centimetri, che aveva una funzione molto precisa, e cioè quella di riparare il bordo inferiore e superiore della colonna nei momenti molto delicati in cui della colonna dalla cava passava al centro di smistamento, e dal centro di smistamento poi veniva caricata in nave e portata. E il fatto a Venezia è rimasto, perché normalmente quando venivano messi in opera il collarino veniva tolto. Il fatto che ci sia, che cosa ci indica? Ci indica che questa colonna i veneziani non l'hanno presa da un punto dove era stata già impiegata da qualche parte, ma l'hanno presa probabilmente, le cave di granito della Troade che vedete qua sono una specie di Pompei delle cave, dove troviamo una situazione che è praticamente la stessa di 1600 anni fa. Ci sono 7 fusti delle stesse dimensioni di quella di San Marco, tutti fornite di collarino. Cosa ne deduciamo? I veneziani l'hanno presa da qua, lo escluderei. È un manufatto che pesa 60 tonnellate. Portarlo dalla cava al centro di smistamento, che è questo, Alessandria Troas, che vediamo anche qua in un disegno del Bondelmonti, era all'epoca impensabile, per cui i veneziani l'hanno raccolta ad Alexandria Troas, di fronte all'isola di Tenedo, dove passavano regolarmente per andare a Costantinopoli. Come abbiano fatto a trasportare
da lì a Venezia e poi rialzarla una colonna di queste dimensioni naturalmente rimane un problema, ma sulla, diciamo sulla navi veneziane addette al trasporto di materiali di questo tipo ci sono pochissime notizie. Insomma, tutto questo per dirvi che un monumento unitario con con un modello nobile romano e bizantino, come le due colonne, in realtà è stato costruito prendendo da una parte e dall'altra e assemblando addirittura per fare le statue dei pezzi completamente diversi. In aggiunta a quello che accadeva nel centro del potere si muovono i privati, in certi casi con delle strategie abbastanza simili. Il caso che faccio è quello del Palazzo del Cammello, che si trova a Cannareggio e che ha una serie di rimpieghi. Il nome è Camastelli, dalla famiglia che lo possedeva, ma viene chiamato del Cammello per via di questo bassorilievo che si trova in questa posizione, che mostra un mercante orientale con un cammello col carico. I mastelli sono documentati a Venezia dal XII secolo, vengono dalla Morea, cioè dal Mediterraneo orientale, ed erano impegnati nel commercio delle spezie. Il Palazzo del Cammello è un centone di reimpieghi dai pezzi bizantini che si trovano alla base a questa stranissima composizione che vediamo meglio qua, dove un altare che si credeva romano ma che in realtà è greco, ellenistico. Questo ha dei confronti precisissimi con Delos, dove si trovano degli altari simili. Viene preso e viene utilizzato all'interno di una trifora come se fosse la base per una sorta di colonna molto, molto elaborata. Ora è una citazione di quello che in realtà accadeva nell'architettura contemporanea. Il Palazzo del Cammello si data alla fine del 400 e a partire dal 1460-70 va di moda prendere delle imitazioni di altari romani e metterli, come vediamo appunto qua a Cazorzi, a San Severo, sotto delle colonne in modo da slanciarle. Per cui anche questo è interessante. La famiglia Mastelli si impossessa di un pezzo rarissimo, preso evidentemente da qualcuno dei mercanti di famiglia a Delos, lo porta a Venezia, però lo vuole in qualche maniera riattualizzare come se fosse parte di un'architettura che seguiva dei modelli contemporanei. Questa originalità dei Mastelli si esplica anche nel campo dei Mori, che è là vicino, dove sono presenti una serie di immagini. Non mi soffermo su queste perché ad esempio sul Sior Rioba ci sarebbe moltissimo da dire, ma più che altro sugli altri tre figure in pietra d'Istria che compongono una sorta di carovana di mercanti orientali. Sono dei mercanti orientali in realtà? No, sono delle statue che rappresentano altro, ma che a un certo momento sono state fornite di un turbante, che sono in tutti e tre i casi dei turbanti assolutamente di dimensioni molto più grandi del normale. Perché? Perché sono reimpieghi anche questi. I veneziani sono entrati in qualche cimitero ottomano, hanno preso il coronamento di queste stele cosiddetta turbante, hanno preso il turbante e hanno trasformato le figure in mori. Un esempio abbastanza raro di un fenomeno che è quello del riuso di materiale ottomano, islamico. L'esempio più famoso è la cattedra di San Pietro, nella chiesa di San Pietro a Castello, dove lo schienale è appunto una pietra con una stele dell'undicesimo o del XII secolo. La cosa interessante però probabilmente queste statue facevano parte del Palazzo Mastelli, almeno questa è una delle idee proposte da vari studiosi, tra cui Alberto Rizzi, che vedo in sala, per cui aderisco all'ipotesi.
facevano parte di un complesso in cui c'era una sorta di narrazione, che possiamo dire una glorificazione degli exploit mercantili della famiglia. Il cammello da un lato con il basto, la serie dei mercanti orientali e poi la presenza di manufatti esotici, come alla base il fregio bizantino oppure l'altare che abbiamo visto, che celebravano in qualche maniera, diciamo, non tanto il gusto della famiglia, secondo me, ma il fatto di trovare dei pezzi molto lontani e per questo prestigiosi, che dimostrava appunto la vastità, diciamo, dei traffici della famiglia. Non so quanto ho ancora di tempo. 5 minuti? No, sì, 5 ce la faccio. Corro. Il terzo punto che volevo prendere in considerazione è quello del reimpiego di capitelli bizantini in chiese gotiche. Un'edicola di Santa Maria Assunta. Oddio, ho sbagliato, ovviamente non è Santa Maria Assunta, ma è Santa Maria Gloriosa dei Frari, perdonatemi. A cui fa riferimento quell'edicola che vedete in alto. Questo è un tema che ha affrontato più volte Miriam Piluti con dei risultati secondo me molto interessanti, non tanto per quello che riguarda i frari, perché quella è un'edicola che domina, diciamo, la parte alta e per cui in qualche maniera ancora è un corpo estraneo, però la cosa più interessante riguarda invece il caso della navata centrale di San Giovanni e Paolo. Navata centrale dove, vedete, qui in alto, in corrispondenza dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, per cui al centro della navata centrale un pilastro polistilo con 3 capitelli bizantini da una parte e 3 dall'altra in una, diciamo, posizione strategica, perché qua c'era il coro che poi, tipo quello della Chiesa dei Frari, che poi è stato tolto. Li vediamo un attimo più da vicino questi capitelli, perché il confronto fra i capitelli di San Giovanni e Paolo e un altro capitello, in particolare uno che si trova a Barcellona, permette di rimandare questo gruppo di capitelli a una chiesa che a Venezia ha un'importanza fondamentale, che è quella di San Polieucto, da cui derivano anche questi, cioè i cosiddetti pilastri acritani, che in realtà non vengono da San Giovanni d'Acri, come dice il nome, ma vengono da questa chiesa di Costantinopoli, chiesa che alla fine del XII secolo era in rovina. Finisce nella parte controllata dai veneziani, viene letteralmente spoliata. Questi pezzi poi rimangono, diciamo, utilizzati in contesti assolutamente prestigiosi, come è il caso appunto dei pilastri acritani. Questo accade, possiamo immaginare, ovviamente nel corso dell'inizio della conquista di Costantinopoli dal 1204 in poi, ma qui siamo molto più avanti. Grosso modo poco prima della metà di 300. Che cosa è successo? Evidentemente c'erano degli stock di materiale pregiato che poteva essere anche venduto all'ordine dei domenicani, che lo inseriscono all'interno di un contesto che non prevede assolutamente il capitello bizantino, per cui sembra la cosa, diciamo, interessante anche dalla posizione e che il grande rilievo che viene dato a questi pezzi e tutto quello che comporta nel campo poi della gestione del mercato di pezzi che probabilmente venivano acquistati o gestiti da famiglie che avevano la possibilità di recuperarli. Tornerei, per concludere, alle domande iniziali. Quali erano le principali fonti di approvvigionamento del materiale? Come era organizzato il trasporto? Che tipo di informazioni si scambiavano il governo centrale e i capitani delle navi che provvedevano al trasporto? C'erano a Venezia forme di commercio di marmi antichi, in particolare materiale da costruzione come colonne e capitelli? Le fonti, a proposito, sono pochissime, ma ce n'è una che vorrei mostrarvi. Ho segnato in giallo le parti che ci interessano. Ed è questa. Nel 1309 Gabriele Dandolo
che era che era il discendente di Enrico Dandolo, il doge della conquista di Costantinopoli, gira per l'Egeo e riceve con una missiva datata 2 marzo 1309, riceve dal collegio, cioè da una istituzione ufficiale della Repubblica, questa lettera dove si dice che poiché la nostra chiesa di San Marco, qua in alto, ha bisogno di marmi ed è giunto al nostro udito che in Insula Micolarum e anche nelle altre isole della Romagna si possono trovare dei bellissimi marmi. L'isola di Insula Micolarum è Mykonos, che oggi effettivamente è diversa per altri motivi, e gli ingiunge di portare a Venezia dei marmi che siano o dei fusti oppure delle parti, diciamo, anche frammentate di fusti di marmo, bianchi, vergatis viridis, porfis, cioè dei porfidi, dei marmi bianchi e dei marmi vergati di verde. Gli dice anche di porle et poni in nostris galeis, di porle nelle nostre aree per modum savorne, come zavoro, in modo da non aggravare ulteriormente le ipsas galeas. Tutto questo viene addirittura dai procuratori di San Marco. Io di fronte a un monumento di un documento di questo genere vorrei far presente un po' di cose che mi sembrano importanti. La prima è che è un documento ufficiale che si basa su delle notizie, diciamo, ricevute dal collegio, cioè vuol dire che i capitani che giravano per l'Egeo, Mykonos, e che vedremo che forse non è Mykonos, indicavano al centro del potere dove si trovavano, non solo dove si trovavano i marmi, ma anche che tipo di marmi. Che tipo di marmi erano, per cui è uno scambio di informazioni con istituzioni ufficiali che diciamo dimostra come questa importazione di marmo non fosse affatto casuale, ruberie singole, ma fosse una cosa diciamo organizzata al massimo livello, tanto è vero che i procuratori di San Marco possiamo considerarli i mandanti di questo documento. La seconda parte che trovo interessante è quella che invece riguarda l'ambito geografico. Di fronte alle abusate richiami a Costantinopoli, a Ravenna, qua per la prima volta si indica l'Egeo. Insula Micolarum in realtà non è proprio famosissima per la quantità di materiale. Io credo che si riferisse piuttosto a Delos, che si riferisce a Delos da cui viene l'altare che abbiamo visto e da cui viene a Venezia anche uno dei 4 leoni, non dimentichiamoci, dell'Arsenale. Delos era una sorta di cava a cielo aperto dove si poteva attingere liberamente. Non dimentichiamo che il Mediterraneo all'epoca era era costellato di siti in abbandono. Cristoforo Bondelmonti, viaggiatore fiorentino, nel Liber Insularum Archipelagi ne conta decine dove segna anche precisamente questa l'abbiamo già vista, è Tenedos con Alexandria Troas, dove c'è scritto un anfiteatro di rovine, della quantità di rovine che c'erano. Questo è Corfù, con tutte le colonne a terra. Questa è Creta, con tutta un'altra serie di cose. Per cui Venezia aveva, con questo predominio nella navigazione verso l'Oriente, una possibilità di attingere a luoghi che altri non potevano attingere. Finisco con un altro punto importante, che è quello che riguarda torno al testo, quando parla di marmi, vergatis viridis, albis, eccetera. Cioè la richiesta non è una richiesta casuale, è una richiesta specifica, non è generica, ed riguarda in particolare il cipollino verde, cioè è il marmo vergato di verde, che in effetti nella Basilica di San Marco è presente in tutta una serie di lastre, di colonne
per un motivo anche semplice di cui mi ha detto, non lo sapevo, Lorenzo Lazzarini, che è un marmo che ha un valore simbolico. Le venature del verde del cipollino, del marmo carissimo, richiamano le venature del legno della Santa Croce, per cui è un marmo che ha particolare, diciamo, rilevanza all'interno della soprattutto di edifici religiosi. Credo che sia anche abbastanza raro per modum savorne il riferimento, il suggerimento di usare tutti questi marmi appunto come zavorra. Per cui, insomma, tirando un po' le fila di quello che ho detto, la cosa che mi sembra molto interessante è, in una parola, vedere come tutta questa congerie, diciamo, questa quantità di pietre, in realtà risponde a un'organizzazione che era un'organizzazione capillare. Il Buondelmonti segna dove si trovavano le rovine per fini, diciamo, culturali e per pubblicare il suo libro, peraltro splendido. I veneziani se le notavano per altri motivi, per andarli, come dire, quando serviva a prelevare e che venivano utilizzate quando, come nel caso della Basilica di San Marco, c'era bisogno di quello specifico tipo di marmo. Ci sarebbero molti altri esempi e sono esempi che trovate in questo volume, per cui vi lascio, diciamo, il piacere della lettura. Miriam Pilutti si è interessata sia dei reimpieghi diciamo, delle origini e anche dell'uso dei capitelli bizantini all'interno dei palazzi veneto-bizantini, e ha fatto sia un'introduzione metodologica secondo me molto acuta e anche delle conclusioni che rispondono un po' ai problemi che abbiamo visto. Lorenzo Lazzarini si è dedicato invece, ai marmi sia della Basilica di San Marco, e poi ha fatto un censimento molto utile, diciamo, anche dei vari tipi di marmo trovati. Comunque, insomma, questo lo lascio alla vostra, colpa mia. Questo ve lo lascio alla vostra lettura. Vorrei però concludere, se permettete, con un ringraziamento particolare a Ruggero Rugolo, che ha curato, che è il responsabile dell'editoria dell'istituto, che ha curato questo libro veramente con una capacità non soltanto, diciamo, di estetica e di combinare tutta una serie di problemi che abbiamo avuto, ma anche con un gusto raro per il libro come oggetto in sé, che in quest'era di materializzazione digitale imperante anche nella editoria mi pare veramente un fatto raro. Grazie.